ben arrivato qui a Castello di Godico, è il primo anno, è la nuova squadra che hai preso in mano, viene anche da un risultato positivo, quello di ieri, insomma, per quanto può contare contro il Montechio Maggiore, giusto? Sì dai, la cosa importante è stato il primo impatto che ho avuto io con i ragazzi e loro con me. Gli ho chiesto di provare a fare delle cose, anche di rischiare, fare delle giocate, a fare quello che abbiamo provato a fare nei primi 3 allenamenti. Sono stati bravi nel provare a farlo e intanto sono amichevoli, il risultato sì, anche se è stato positivo, però esatto, ci conta relativamente. Mister, com'è nata questa sua venuta a Castello di Godico? È stato un po' un fulmine a ciel sereno, nel senso che praticamente appena finito il campionato si sono incastrate una serie di cose e sono stato contattato praticamente la settimana successiva al termine del campionato, quindi è stata una cosa un po' improvvisa. Vero è che con il direttore ci siamo anche già incontrati in passato per conoscerci e quest'anno si è maturata. Concretizzata l'incontro, esatto. Hai detto tu prima, è una squadra che è stata ringiovanita con molti elementi nuovi, però c'è uno zoccolo che è quello interessante dei cosiddetti senatori. Sì, lo zoccolo duro secondo me è fondamentale perché comunque mantiene quella stabilità e quell'equilibrio che ha permesso loro negli anni passati a fare campionati importanti, quindi sicuramente si è partiti da loro, poi insieme ai direttori abbiamo cercato quei profili per dare un po' meno età alla squadra, no? Quindi abbiamo cercato insieme dei profili che secondo noi sembravano quelli corretti, quelli giusti, ci siamo trovati in linea ed è venuta fuori secondo me una buona squadra e siamo contenti per ora, dai, dei primi allenamenti, i primi movimenti sono stati insomma positivi. C'è una corsa, meno male, al ringiovamento, scusate, perché molte volte si vedono anche degli atleti che sono proprio alla fine della loro carriera, quindi questi giovani possono aiutare sicuramente. Sì, i giovani dopo possono essere una grandissima risorsa, ovvio che devono essere un po' indirizzati, ovvio che devono essere anche un po' aiutati sia dallo staff che dai giocatori magari con più esperienza, però il giocatore giovane, al di là dell'obbligo, dell'età, però secondo me è una risorsa valida ed è un valore aggiunto che ti può dare tantissime possibilità anche nell'assimilare magari cose nuove, quindi ben venga che ci siano tanti giovani che abbiano voglia di mettersi in gioco. Mister, è cosciente che, come dicevi tu, dopo 2 o 3 anni sono di buoni campionati che hanno fatto, ma senza la spinta decisiva giusta, è una bella annata, dovrebbe essere una bella annata. Sì, si parte sempre, no, con i presupposti di provare a fare il meglio possibile. Vengono dagli ultimi 3-4 anni da situazioni, da campionati importanti e cercheremo anche noi di dire la nostra. Adesso fare pronostici non mi sembra neanche sensato, però qui non ci ha chiesto l'obbligo di vincere nessuno, però è chiaro che noi giocheremo per vincere tutte le partite, insomma, quindi l'obiettivo nostro è di fare il meglio possibile. Qualcuno però ha fatto già il vostro nome insieme a San Donà, insieme al Borgoricco, ci mettono appunto la Godigese, quindi non puoi tirarti indietro. No, assolutamente, anzi meglio, vuol dire che ci temono, vuol dire che ci rispettano, come noi rispettiamo i nostri avversari e non c'è nessun problema, non c'è nessun problema nel nascondersi, nel dire quale potenziale ha la squadra, un potenziale sicuramente importante. La cosa come più intelligente da fare è ragionare proprio, fare un passetto alla volta e capire dove possiamo arrivare man mano, partita dopo partita. Mister, in bocca al lupo, buon lavoro, ce ne sarà da fare e naturalmente vediamo dove arriverete a fine campionato. In bocca al lupo intanto. Creppi, grazie mille a tutti.